Oh, ma tenetela! Il rito del cosiddetto battesimo del volo di Giulia Jasmine Schiff, ventenne di Mira, aspirante pilota militare sulle orme del padre, iscritta al corso dell'Accademia Aeronautica, e un video che aveva fatto il giro d'Italia e risalito le gerarchie fino al Ministero della Difesa, convincendo il ministro Trenta ad avanzare una richiesta di chiarimenti all'aeronautica. Per Giulia, che prima aveva chiesto di essere risparmiata da un rito in cui il confine tra goliardia e nonnismo può apparire molto flebile, che poi aveva denunciato quanto subito e che infine era stata espulsa dall'Accademia di Pozzuoli per insufficiente attitudine militare, è arrivata una buona notizia. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dai suoi avvocati e con un'ordinanza immediatamente esecutiva ha disposto la riammissione della giovane al corso dell'Accademia Aeronautica. Un altro ricorso era stato invece respinto dal TAR del Lazio. Quella di Giulia era una vicenda che aveva fatto molto discutere, tra controvideo in cui la ragazza partecipava ad iniziative analoghe, a prese di posizioni illustri come quella dell'astronauta Samantha Cristoforetti, che aveva definito il suo battesimo nella fontana come uno dei più bei giorni della sua vita. Opinioni che ora lasciano comunque il tempo che trovano di fronte al pronunciamento dei giudici del Consiglio di Stato, che permetterà alla giovane milanese di riprendere la sua attività di formazione.